Chi dice donna dice talento ed è così che l'associazione Donne e Cultura Marche intende premiare e valorizzare quelle personalità che si sono distinte nell'ambito dell'imprenditoria, nel lavoro ma soprattutto nella vita. La cerimonia del premio Donna Cultura 2025, ospitata alla sede di Confindustria Ancona, ha visto la presenza dell'europarlamentare Carlo Ciccioli e dell'assessore regionale Chiara Biondi, oltre alla madrina del premio Paola Pierangeli Tittarelli. È un premio dedicato, è un premio molto forte, è un premio che vuole dare un messaggio alle giovani generazioni di prendere in mano la situazione e costruire. Le imprenditrici oggi stanno guidando con successo le loro aziende, ma soprattutto con responsabilità, con forza, con determinazione. Tra le premiate di questa edizione Iune Morosini, Armanda Moriconi e la giovane Gaia Paradisi. Iune Morosini, attualmente in pensione, è stata responsabile amministrativa e finanziaria del gruppo editoriale Eli Pigini Group. Sicuramente per una formazione io penso che ai tempi passati era meglio, perché ti dovevi applicare, dovevi mettere tutte le tue capacità e metterle in opera. Oggi sei molto facilitata, il progresso va avanti, ma sicuramente ai giovani di oggi manca un po' la manovalanza che si faceva 40 anni fa. Direttrice generale della Ital Torniti di Castelfidardo, azienda meccanica di precisione con 25 dipendenti, Armanda Moriconi è anche vicepresidente Confindustria Ancona con delega al lavoro, welfare e alla semplificazione. Il fatto che noi donne abbiamo più difficoltà, sì, è vero, ma fino a un certo punto. Io credo che dobbiamo essere un po' più determinate, credere in più in noi stesse e a quel punto riusciamo a arrivare ai nostri obiettivi. Mentre Gaia Paradisi, una giovanissima imprenditrice jesina, 27 anni, già CEO della torneria Paradisi SRL, è diventata amministratore delegato dell'azienda di famiglia nata dal nonno Antonio nel 1957 per volontà della vita. Il padre Sandro è scomparso improvvisamente a 60 anni e lei ha dovuto portare avanti l'azienda continuando a dare lavoro ai loro 45 dipendenti. Quello che stiamo cercando di fare io e la mia squadra è un po' un cambio organizzativo rispetto a quello che c'era prima e rispetto a quello di mio padre, per cui stiamo cercando di praticare una leadership un po' più diffusa, basata sulla fiducia, sul coinvolgimento e sulla corresponsabilità. Il premio Donna e Cultura, che è creato proprio da questa associazione, fa un focus importante proprio sull'importanza che le donne rivestono in vari settori, quindi soprattutto nei settori ovviamente imprenditoriali, e credo che questi riconoscimenti comunque siano importanti perché danno forza anche a noi donne di andare avanti e di continuare il nostro percorso.